Tutto di nuovo allagato qui a Chioggia. Tutto di nuovo come al solito, no? Dopo 7 miliardi spesi per niente, siamo sempre così. Questa è casa mia e questo è il risultato dell'acqua alta. Qui ci sarà almeno più di mezzo metro d'acqua. Qui c'è, sì, 40 centimetri d'acqua. C'è ancora il segno, si vede. Sì, si vede. Si vede. Guarda. Questo è il segno dell'altro giorno? Sì, quando c'è stata la bufera, diciamo, ecco. È arrivata là, come nel 66. Qui siamo a casa, siamo in una casa privata, a casa del signor Salvino. Vediamo gli scalini sono andati sott'acqua e uscendo addirittura il livello dell'acqua dal canale ha raggiunto la strada. Ok, qui in Corso del Popolo l'acqua è andata oltre al livello dei miei stivali, quindi ormai zeppa, fradicia. Cerchiamo di raggiungere il comune. Adesso c'è la previsione di 1,60 m? Dovrebbe essere passato perché era alle 11:30, 1,60 m. Adesso sta scendendo l'acqua. E dobbiamo essere sempre qua, sempre. Però le idrovore nei negozi sono fondamentali, insomma. A spese nostre salviamo il nostro capitale, anche perché l'entrata è lunga, dietro abbiamo lavatrici, congelatori. Stiamo aiutando anche il ristorante, perché se aspettiamo le autorità stiamo freschi. Con i commercianti di Corso del Popolo rimasti letteralmente allagati, un altro luogo simbolo di Chioggia, la pescheria, andata completamente sott'acqua. Ti dà molto sconforto attraversare questa zona della pescheria che normalmente è sempre gremita di gente, e questa è una delle anime di Chioggia. Sentite anche come la pioggia battente continua incessantemente a ricoprire il territorio già di per sé devastato dall'acqua alta.